Chiediamo che le forniture di latte agli industriali siano regolate da un contratto triennale basato sul costo di produzione medio del litro di latte stabilito convenzionalmente in 1,12 € più IVA, che consideri il valore della prestazione lavorativa del nucleo familiare dell'allevatore in misura fissa ed equivalente a 60 centesimi al litro. Pretendiamo dalla nuova Ministra delle Politiche Agricole, Teresa Bellanova, l'introduzione e l'applicazione nell'ordinamento nazionale di quanto previsto all'articolo 148 del regolamento del Parlamento europeo numero 1308 del 2013 e in particolare del paragrafo 2 lettera I. Approviamo un piano di regolazione dell'offerta del pecorino romano fondato su presupposti diversi, le quote di produzione assegnate agli allevatori. È l'appello lanciato dall'Associazione Più Sardegna, che chiede di poter condividere le sue proposte con tutti gli allevatori sardi. L'associazione rinnova l'invito a partecipare in massa alla seconda assemblea generale che si svolgerà tra Mazza domenica 15 settembre dalle 10:30, a cui parteciperà anche l'assessora regionale dell'agricoltura Gabriella Murgia. Tra i punti all'ordine del giorno l'integrazione, ufficializzazione e attivazione del direttivo regionale degli allevatori della Sardegna istituito nella precedente assemblea, che rappresenti l'intera categoria nell'incontro urgente richiesto con la Ministra Bellanova. Approvazione dei criteri e presupposti su cui si fonda il piano di regolazione dell'offerta del pecorino romano DOP, predisposto da Più Sardegna, alternativo a quello del Consorzio di tutela. Fare il punto sulle iniziative assunte dalla parte politica in un'ottica di risoluzione dell'avvertenza. Sta iniziando la nuova stagione produttiva, non possiamo permetterci di affrontarla come in passato all'insegna dell'incertezza, sottolineano nella nota Valentina Manca, presidente dell'associazione, e Alessio Azzeni, Antonio Scanu, Roberto Mulvoni e Antonello Brodu, allevatori componenti del direttivo di Più Sardegna. Il passare del tempo consente agli industriali di sfruttare la debolezza finanziaria degli allevatori, costretti in questo periodo in cui non ci sono entrate, ad affrontare cospicue anticipazioni che li induce inevitabilmente ad accettare le caparre offerte agli industriali, vincolandosi a questi ultimi.